l'onorevole Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio dei Ministri. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare il mio mandato e le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Giorgia Meloni, prima donna premier della Repubblica Italiana, ha giurato questa mattina. Con lei la sua squadra di governo, che conta una buona compagine veneta. Il ministro della Giustizia, infatti, è il magistrato trevigiano Carlo Nordio. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Il nuovo guardasigilli è stato procuratore aggiunto di Venezia fino al 2017, ha condotto le indagini più calde che hanno riguardato la nostra regione, dalle BR Venete all'inchiesta sulle Coop rosse fino ad arrivare al procedimento sul Mose di Venezia. A favore della separazione delle carriere in magistratura, garantista convinto, si è sempre espresso a favore del ritorno dell'immunità parlamentare. Due invece i ministri padovani. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Maria Elisabetta Alberti Casellati, 76 anni, ex presidente del Senato, storica esponente di Forza Italia e ora ministro delle riforme. L'ex presidente del Copasir Adolfo Urso di Fratelli d'Italia, nato a Padova 65 anni fa, è diventato ministro dello sviluppo economico, rinominato delle imprese del Made in Italy. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Eletta a Padova come senatrice, anche se romagnola d'origine, l'azzurra Anna Maria Bernini, nuovo ministro dell'Università.